hanno dato dei segnali, dice il capo della Confindustria. Ma quale Confindustria? Arrivo dai cantieri, Finmeccanica, vengono da me gli operai, dico ma cosa posso fare, non c'ho mica la bacchetta, ma non avete fatto niente, non avete fatto in 2 mesi, cosa possiamo fare? E invece loro hanno preso 900 milioni di soldi pubblici da Fincantieri, e invece di riparare le nostre navi nei nostri porti con la nostra manodopera specializzata nella demolizione e nella ricostruzione delle navi, abbiamo insegnato a fare le navi in tutto il mondo, prendono 900 milioni e comprano decine di cantieri in Asia, portiamo le navi a lavorare in Asia, e nei nostri cantieri sono quelli del Bangladesh che lavorano a 1/4 degli italiani. Ma vi sembra normale? Questo non è più normale, ecco perché siamo pericolosi, ecco perché ci attaccano così, perché c'è sotto qualcosa, non può essere normale. Ma la paura non è solo paura, c'è qualche cosa che arriva da lontano, perché noi siamo quelli che andremo a discutere, andremo dalla Merkel a dire non ce la facciamo a pagare 100 miliardi di interessi nell'angolo senza crescita, a morire così. La Slovenia, che aveva fatto i ponti d'oro alle aziende italiane, la Slovenia, venite in Slovenia, ti do 1 ettaro gratis, 3 anni senza tasse, venite a aprire qua, poi quando ci saranno le tasse il 25%, tutto a debito, sta scoppiando la Slovenia. Adesso in Turchia, ci sono i grandi casini in Turchia, ma le informazioni devono parlare della diaria dei grillini, hai capito? Il Corriere della Sera che si presta a queste cose, Della Valle che è un azionista ha detto vogliono un aumento di capitale, ma io non ci metto una lira, perché mi devono dimostrare se saranno ancora vivi fra un anno. Il Corriere della Sera che si sta vendendo la sede ha liquidato 10 settimanali, stanno parlando con chi? La pubblicità sta drenando in rete, sono finiti questi della carta, hanno bisogno di scandali, di notizie, forse li facciamo vendere, forse è semplice il discorso, noi grillini fanno vendere questi cazzo di giornali andati ai gabinetti pubblici. Perché siamo il nuovo, noi se andiamo nei talk show legittimiamo questi parassiti, li legittimiamo, perché sono parassiti, che sono lì in televisione a sorridere e a darci consigli come rimediare ai casini che hanno fatto loro per 20 anni, e tutta gente che è qua, è lì dentro da 20 anni. Basta, allora occorre subito reddito di cittadinanza, piccola e media impresa subito. Togliere l'IVA si paga quando si incassa, non quando si fattura. Noi, ora vi dico questo, noi spendiamo 17 miliardi in più di amministrazione pubblica della Francia a parità di numero di abitanti. E la Francia, la vedi l'amministrazione pubblica se vai in Francia? Cazzo se la vedi. Noi riusciamo a spendere 17 miliardi in più. Prendiamo questi 17 miliardi perché ci sono doppi stipendi, tripli incarichi, pensioni. Abbiamo 100.000 persone che prendono da 10.000 a 90.000 euro al mese. Ma metti un tetto di 6.000, siamo in difficoltà, e prendi 7 miliardi e alzi le minime ai pensionati. Meno di 1.000 euro non può guadagnare, non può vivere nessuno. Facciamo il reddito di cittadinanza oppure facciamo il salario di sopravvivenza, lo adattiamo alla nostra nazione. Il tempo, il lavoro, io non posso